Un giorno gli dei dalla vita beata si raccontavano tra di loro il destino toccato a tutti coloro che avevano osato sfidarli e alle punizioni che gli erano toccate. Chi era stato trasformato in albero, chi in uccello, chi era stato incenerito. E Atena li ascoltava, incantata e ammirata. Seguiva con attenzione i loro racconti, ma pensava fra sé e a sé: lodare va bene, ma anch'io voglio essere lodata, nemmeno io permetterò che qualcuno disprezzi la mia divinità impunemente. Le era giunto all'orecchio che Aracne non voleva considerarsi inferiore a lei nell'arte della tessitura. Tutti dicevano che sicuramente lei aveva ereditato il suo talento dalla stessa Atene, ma Aracne si arrabbiava e diceva che era solo merito suo, che lei da sola poteva gareggiare con gli dei. Che Atena gareggi pure con me, se vince potrà fare di me quello che vuole. Allora Atena colse l'occasione, si mise una bella parrucca bianca, un bel bastone e cominciò a simulare tutta una serie di acciacchi. Andò da Aracne e le disse: non tutto è male nell'invecchiare, almeno cresce l'esperienza, dai retta a me, di pure di essere la più grande tessitrice tra i mortali. Ma non sfidare la dea, anzi chiedile scusa. Aracne si trattiene dal colpire la vecchietta e le grida: rimbambita, la vecchiaia rovina, e queste cose valle dire a tua figlia, io da sola me la cavo benissimo e non cambio idea. Perché la dea non viene qui? Ha paura di perdere? Allora Atena si toglie la parrucca bianca, molla il bastone e dice: è venuta e adesso vuole fare un gioco. Tutti si buttarono in ginocchio tranne che Aracne, che prima arrossì, poi impallidì. Ormai era troppo tardi e accettò la sfida. Subito sistemarono una da una parte e una dall'altra e con il filo sottile tendono ciascuna a un ordito. Lavorano sodo e, liberate le spalle dalla veste, muovono le braccia esperte con tanto ingegno che non sentono la fatica. Atene tesse un arazzo con gli dei e tutta la loro maestà, collocandoli al centro. Erano tutti riuniti intorno a Giove, con il nome di ognuno scritto sotto, ma per far capire ad Aracne qual è il suo destino, agli angoli tesse 4 storie esemplari di uomini che hanno sfidato gli dei e contorna i bordi con i rami di olivo, segno di pace, e così conclude l'opera con la pianta che le è sacra. Aracne tesse e disegna i misfati degli dei. La tela era bellissima, sembrava che le immagini uscissero fuori, fossero vere, rese alla perfezione. Persino Atena non riuscì a trovare un solo difetto, neppure la sua gelosia e la sua invidia potevano criticare qualcosa a quell'opera. Allora la bionda dea guerriera ci rimase malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli dei e colpisce 3, 4, 5 volte con la spola il telaio di fronte ad Aracne. Umiliata, Aracne non lo tollera e corre a infilare il collo dentro un cappio per impiccarsi. Vedendola pendere, Atena ne ha compassione e corre a sorreggerla dicendo: «Vivi pure, ma pensola malvagia, perché tu non stia tranquilla per il futuro. La stessa pena tocchi alla tua stirpe e ai tuoi discendenti». Le spruzzò addosso i succhi di erbe infernali e subito, dove toccava il filtro, i capelli, le orecchie e il naso scivolavano via. La testa diventa piccolissima e anche il corpo. Ai fianchi rimangono attaccate esili dita che diventano delle zampe, tutto il resto è pancia. Ma da questa Aracne riemette del filo e torna a rifare, ragno, le tele come una volta, a vivere nella rete. Questo è il mito che ho voluto raccontare a Francesca, ragazza di 15 anni. Oggi vi racconto uno dei nostri colloqui online. Sono una persona che si impegna e che cerca la verità. Poi so ascoltare. Se gli altri hanno un problema, io ci sono. Se gli altri si fidassero di me, finalmente potrei andare avanti e uscire da questa situazione. Ti riferisci alla scuola? Sì, poi se fosse possibile capire cosa succede con Luca e gli altri miei compagni. Luca è il tuo ragazzo? Sì, no, è uno che mi piace. E cosa intendi con questa situazione? Che mi vergogno. Non vorrei essere un'emarginata.
perché lo so che se dico quello che provo sarò debole e tagliata fuori dal gruppo e così non potrò più rientrarci. Quando la teacher d'inglese, ad esempio, mi interroga, i miei compagni mi guardano con occhi denigratori. Che vuoi dire con occhi denigratori? Mi guardano con disprezzo. Lo so che non sono brava in inglese, ma in tutto il resto sono brava. Non capisco perché non mi vogliono. Io penso di essere un incapace. A volte sogno di essere qualcun altro. Chi sogni di diventare? Nella rete, nel mondo virtuale, ho un'identità parallela, un avatar. Mi affermo sfidando le altre persone. Non sono più così sfigata, perché faccio parte di un gruppo. Perché essere soli vuol dire essere sfigati. Nei giochi di guerra mi creo un personaggio con tanto di immagine da eroe, con il quale uccido altri personaggi, o mi cimento in sfide per dimostrare di essere superiore ad altri personaggi. Se anche la mia vita va male, quando entro nel gioco e dimostravo di essere forte, trovavo una soddisfazione immensa che mi migliorava la giornata. Ma durava poco. Poi un giorno, su Instagram, mi è arrivato un messaggio. Un profilo con un'immagine di un ragno mi scrive: vuoi fare un gioco? Un gioco diverso, che entrava nella realtà, ti risucchiava in un vortice di emozioni, ti faceva desiderare di superare tutte le sfide perché sei il migliore. Ecco le regole del gioco. 1. Incidetevi sulla mano con il rasoio F57 e inviate una foto al curatore. 2. Alzatevi alle 4:20 del mattino e guardate video psicadelici e dell'orrore che il curatore vi invia direttamente. 3. Tagliatevi il braccio con un rasoio lungo le vene, ma non un taglio troppo profondo, soltanto 3 tagli, e poi mandate una foto al curatore. 4. Disegnate una balena su un pezzo di carta e inviate una foto al curatore. 5. Se siete pronti a diventare una balena, incidetevi yes su una gamba. Se non siete pronti, tagliatevi più e più volte. Dovete punirvi. 6. Sfida misteriosa. 7. Incidetevi sulla mano con il rasoio F57 e inviate una foto al curatore. 27. Alzatevi alle 4:20 del mattino e andate a camminare sui binari di una stazione ferroviaria. Io, la mattina della 27ª prova, sono stata scoperta da mia madre, che non me ne ero accorta, ma mi aveva fatto mettere il telefono sotto controllo. Meno male, tua madre ci tiene a te. Non ci sono arrivate ai binari del treno. Le mie amiche sì. All'inizio ero arrabbiatissima con lei, perché mi aveva fermato e rovinato tutto. Poi sono scoppiata a piangere fino a vomitare. Mia madre mi stava abbracciando forte. Sono commossa. Come stai? Ho una strana sensazione tra il corpo e la mia testa. Mi accorgo che non sono sola. E non lo sei, infatti. Grazie a te, io ho il controllo, non sono in trappola. La vita non è una gara, è un bellissimo viaggio. Fanculo gli occhi dei miei compagni. Prima o poi il sole tornerà a splendere, soprattutto vicino alle persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene. Tagliatevi il braccio con un rasoio lungo le vene, ma non tagli troppo profondi, soltanto 3, e poi mandate la foto al curatore. Questa è una delle 20 prove che 4 ragazze hanno dovuto superare nel maggio del 2017. Prove richieste dalla Blue Whale, il gioco del suicidio. Una delle 4 ragazze, Francesca, aveva già deciso l'epilogo del gioco. Doveva essere come quello di una delle prime vittime della Blue Whale. Non quella a cui il suo curatore dopo 50 giorni di prove l'aveva destinata, il lancio nel vuoto da un edificio alto nel cielo, ma una morte diversa che la facesse diventare ancora di più un'eroina. Appoggiare la testa sui binari del treno e aspettare che il treno passasse, nel frattempo ascoltare una macabra musica nelle orecchie fino alla morte.
Era questa la fine che aveva scelto per sé Francesca. Oggi la quindicenne si è salvata dal gioco della Blue Whale, in cui rispondeva alle sollecitazioni di un curatore che di giorno in giorno le ordinava le regole della sfida. Insieme a lei anche 3 sue amiche facevano lo stesso gioco e avevano già superato il 20° giorno di sfida. La mamma di Francesca mi aveva raccontato come, malgrado si fossero procurate i tagli sulla pelle, tutte e 4 le ragazze si mostrassero sorridenti e che fosse davvero strano perché Francesca aveva sempre avuto paura del dolore e mai si sarebbe autolesionata, e invece quella volta non era così. Quello che era successo a sua figlia può accadere a chiunque. Lei era sicuramente fragile ed era quindi stata adescata in maniera più violenta. Non le aveva mai detto nulla perché nel gioco il curatore le ordinava di far finta di niente e di tenere il silenzio. Ha passato 3 mesi senza uscire di casa e andava soltanto a scuola. Era caduta in una trappola psicologica che portava ad uccidersi, ad emulare la sofferenza della balena blu, arenata sulla spiaggia e lasciata morire. Come nel mito di Aracne, queste ragazze sono entrate in sfida con il loro carnefice, il curatore, che con il sorriso sulle labbra non si sono accorte di essere derubate da un impostore che portava via loro a poco la giovinezza, la voglia di vivere, la speranza, piccole cose di valore non quantificabile.